Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Tricolori junior e promesse a Grosseto, pioggia di medaglie per il Friuli Venezia Giulia. Cesare Caiani del Bruniera Friuli Intagli trionfa nei 3000 siepi junior e ritocca il suo fresco record regionale portandolo a 9 minuti 2,83. Ora lo aspettano i campionati europei a Tallinn in Estonia e i mondiali a Nairobi. Enrico Sacomano, promessa del Malignani Libertas, allenato da Adriano Cos, batte Carmelo Musci con 55,23 m e stacca anche lui il biglietto per Tallinn. Emiliano Brigante della Trieste Atletica, nonostante il pit-stop di 60 secondi combinatogli dalla giuria, riesce a mettersi l'oro al collo nei 10.000 marcia junior con 42, 56 e 16. Aurora Berton della Libertas Friul Palmanova si trova nella singolare situazione di aver vinto la finale dei 200 in 23,34 con più 3 metri di vento e in virtù del tempo delle batterie di vedere la Bellinazzi fregiarsi del nuovo record regionale assoluto. Giorgia Bellinazzi, promessa dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli, prima eguaglia il record di Giada Gallina sui 100 in 11,56 e poi in finale si piazza seconda addirittura in 11,39, ventoso. Sui 200 fa il miglior tempo delle batterie con 23,68, ancora il record regionale assoluto e in finale con 3 metri di vento in poppa e seconda alle spalle della Berton in 23,37. Il bottino di medaglie è completato dagli argenti di Simone Biasuti nel triplo, Michele Fina e Federica Botter nel giavellotto, Giada Stanissa negli 800 metri e Francesco Ruzza nell'alto. Bronzo infine per Neil Antonel nei 400, Paolo Messina nei 200, Lorenzo Modugno nell'asta e Alessandro Ferruglio nel martello. E Lorenzo Modugno, ventenne categoria promesse della Triveneto Trieste, a Fabriano ad Ancona, fa un bel tris in occasione dei campionati italiani di prove multiple, titolo italiano di promesse, record regionale promesse e minimo per i campionati europei under 23. Il decatleta triestino ha migliorato il suo personale di quasi 500 punti, cancellato dalle liste dei record lo storico 7.125 punti di Moreno Martini del 1981, ma soprattutto avvicinato di 285 punti il record assoluto di Paolo Casarsa. Brillante è stata soprattutto la sua seconda giornata che lo ha portato a 7.301 punti. Ecco i suoi parziali: 12 secondi e 13 sui 100, 6 metri e 43 di lungo, 13 metri e 46 di peso, 2 metri e 1 di alto, 52,84 sui 400, 16 e 10 sui 110 ostacoli, 33,64 nel disco, 4 metri e 90 di asta, 57 metri e 13 di giavellotto e 4 minuti e 22,12 sui 1.500. Gli europei under 23 che si terranno a Tallinn in Estonia dall'8 all'11 luglio potrebbero essere l'ideale trampolino di lancio per Modugno verso nuovi e prestigiosi traguardi. E praticamente in contemporanea con l'esploit di Modugno, a Boissano in provincia di Savona Alberto Nonnino, 17enne decatleta udinese, è letteralmente esploso, concludendo le 10 fatiche con un bottino di 6.980 punti. L'allievo del Malignani Libertas ha fatto un balzo tecnico imperiale, migliorandosi di 580 punti. Ora il record italiano di Alessandro Sion è solo 84 punti più avanti. Questi i parziali di Nonnino. 100 metri 11,38, lungo 6 metri e 78, peso da 5 kg, 13 metri e 39, alto 1,95 m, 452,18, 110 ostacoli da 91 cm, 14,36, disco da 1,5 kg, 37 metri e 65, asta 4 metri, giavellotto da 700 grammi, 41,75 e 1.500 in 4, 46,01. Ed è partita dal Polisportivo di Maiano anche la 21esima edizione del Trofeo Luigi Modena. Il trofeo viene annualmente indetto dal Centro Provinciale Libertas Udine per non dimenticare il commendator Luigi Modena, il principale fondatore della Libertas della provincia di Udine. Veronese di nascita, Modena aveva a cuore lo sport giovanile. La vernice è stata affidata alla locale Libertas e lo stadio comunale Arturo Verza si è magicamente rianimato riportando sul campo e sugli spalti atleti e pubblico che ritornano a respirare aria di normalità dopo quasi un anno e mezzo di clausura. Ben 570 tra cadetti e ragazzi si sono affrontati alla presenza del sindaco Raffaella Paladin, vice sindaco Elisa De Sabata, che è sempre molto vicina all'atletica. Alcune gare della categoria cadetti e cadette erano valide per l'assegnazione dei titoli di campione provinciale di Udine. Tecnicamente le cose migliori le hanno offerte i cadetti con Davide Comarin dello Sport Academy Staranzano che si aggiudica i 300 in 37,18.
13,28 e i 100 ostacoli in 13,84 e Thomas Cafagna della Sportiamo Trieste che scende sui 1000 a 3,42,29 conducendo la gara sin dal primo metro. Bello il triplo dove Biagio Pantarotto del Malignani Libertas con 11,45 m precede di un solo centimetro Alessandro Del Sant della Libertas Sacile. Alessandro Sturman della Trieste Trasporti con 39,70 metri non ha problemi nel disco, ma i fatidici 40 metri sembrano stregati. Nella pari categoria femminile Teresa Rossi della Trieste Trasporti gioisce per pochi istanti dopo il 12,34 sugli 80 ostacoli, ma poi arriva la notizia che il vento spirava a più 2,3 metri al secondo e pertanto la prestazione cronometrica non può essere archiviata come primato. Alle sue spalle un'ottima Eva Hope del Malignani Libertas con 13,03, ovviamente sempre ventoso. Vittorie normali nei 300 per Carlotta De Caro, Malignani Libertas con 42 secondi e 12, sui 300 e nel lungo per Linda Virgilio, anche lei del Malignani Libertas, con 5 metri. Negli under 14 maschi citiamo la doppietta di Simone Olivotto dell'Atletica 2000 Codroipo, unico a scendere sotto gli 8 secondi sui 60 metri, 7,97, oltre a 4,88 m di lungo. 1 minuto 40,09 di Leonardo Caffagna della Sportiamo Trieste sui 600 e il 13,8 metri del lignanese Claudio Iacuzzo nel peso. Bella gara quella dei 60 ragazze, dove Asma Kadik, veneta del Keep Moving Udine, batte 8 secondi e 51 a 8 secondi e 59 la favorita Matilda Calgaro del Podisti Cordenons. La società del presidente Lando Pelli si rifà con le gemelle Blai che occupano i primi 2 posti dai 600 con vittoria di Miriam in 1,47,50 davanti a Ingrid Asia, 1,49,55. Ultime menzioni per il 1,37 m di alto di Nicole Cucurello e per i 45,68 m di Vortex di Irene Dreossi. E ora le altre notizie a cura di Greta Iuri. La corsa del ricordo sui sentieri carsici di Basovizza. Vittorie di Samuele Della Pietra e Alessandra Gratton. La domenica piovosa non ha fermato i 140 partecipanti alla corsa del ricordo di 9,6 km. All'evento, curato dal Comitato Trieste Corre, sono saliti sul gradino più alto del podio il carnico Samuele Della Pietra, Trieste Atletica, e Alessandra Gratton, teenager di Staranzano. Tra gli uomini il 21enne carnico, allenato da Roberto Furlanic, ha fatto gara a sé chiudendo in 34,41. Alle sue spalle Davide Canetti, Trieste Atletica, ha avuto la meglio su Paolo Ursic, GS San Giacomo, alla fine terzo sul traguardo allestito nell'area della foiba di Basovizza. Al femminile Alessandra Gratton ha conquistato il primo posto con tempo di 41,10, respingendo nel finale il ritorno di Giulia Franceschinis, Atletica Buia. Terza Francesca Bertoni, Running World. A Lanzare in Valmalenco, Sondrio, si sono svolti la scorsa settimana i campionati italiani di staffetta di corsa in montagna. 2 giornate di sfide con 14 titoli in palio. Tra i 91 terzetti classificati nella gara assoluta, vittoria dell'Atletica Valli Bergamasche con Cesare Maestri, Javier Chevrer e Luca Cagnati in 1 ora 36,56. I nostri destini erano affidati alle sole 2 rappresentanze regionali presenti a questo importante appuntamento, Aldo Moro Paluzza e Gemona Atletica. Peccato perché il Friuli Venezia Giulia ha una storia e una tradizione importanti in questo specifico settore dell'atletica e altri gruppi sportivi regionali avrebbero potuto essere al via per confermarlo. L'Aldo Moro Paluzza si è classificata in 12ª posizione con Michele Sulli, Michael Galassi e Mattia Pescern in 1 ora 47,40, a precedere di una posizione la Gemona Atletica 1 ora 48,14, che schierava Tiziano Moia, Andrea Fadi e Giulio Simonetti, e che costituiva per i paluzzani anche l'avversario diretto per confermare il primato in campo regionale. Primi campionati italiani staffetta per me con il nuovo team, ha detto Michael Galassi. Siamo partiti per centrare la top 15, alla fine abbiamo lottato per entrare nei primi 10, quindi il risultato di squadra è andato bene. Personalmente invece non sono soddisfatto del mio 24esimo tempo. Non potevo pretendere grandi cose, dedicandomi da un po' di tempo a un'altra disciplina. Galassi ha appena concluso una settimana in ritiro con la nazionale di ski roll. Ma quando si tratta di dare una mano alla squadra, ha concluso, non mi tiro mai indietro. Moia, punta di diamante della Gemona Atletica, ha suoderato una prestazione di qualità che gli è valsa il 7° tempo assoluto.
Ringrazio la società e i compagni di squadra, ha detto, che, pur sapendo di non essere in grande forma, hanno gareggiato per permettermi di misurarmi con i grandi. Per quel che mi riguarda, ha concluso, in prima frazione ho cambiato al terzo posto dopo una dura lotta con Cagnati e Zaccanna, e dove ho capito che posso giocarmela quasi con tutti, visto che Maestri non era poi così lontano. La condizione c'è e non vedo l'ora di mettermi alla prova sui vertical per capire se il mio sogno si può avverare. Al femminile, tra le 48 coppie classificate, titolo alla podistica Valle Varait, Enrica e Francesca Gelfi, in onore a 01 e 21, e 15ª posizione per le nostre Rosy Martin e Caterina Bellina, Aldo Moro Paluzza, con un po' di rammarico per un raffreddore dell'ultima ora capitato alla Martin e per l'eseguo distacco di 30 secondi dalla 10ª posizione. Da segnalare che, a livello regionale, a conferma di quanto detto prima, la squadra di Paluzza è stata l'unica a confrontarsi con il resto d'Italia. La scorsa settimana le allieve della Libertas Grionsere Manzacco si sono recate in Trentino Alto Adige per partecipare al 4º meeting nazionale Città di Bolzano. L'obiettivo della società e dei tecnici era quello di far vivere alle atlete nuove esperienze e migliorare i propri limiti, gareggiando fuori dalle solite piste e pedane regionali. Obiettivo raggiunto per le ragazze di Tommaso Pascolini, già in possesso del minimo per i campionati italiani nella 4x400 metri, ottenuto assieme al titolo regionale allieve a Remanzacco, e ora a caccia di miglioramenti nelle proprie discipline individuali. La lanciatrice Veronica De Ecker ha allungato ancora, portando il suo personale nel giavellotto da 500 a 33,99 metri, misura che le vale la vittoria, e il minimo per i campionati italiani allieve, minimo che già possedeva con il giavellotto da 600 grammi. La velocista Alice Beltramini, con il nuovo personale di 12,78, sfiora il minimo sui 100 metri per 8 centesimi e chiude al 9° posto al primo anno nelle categorie assolute. La velocista è già in possesso del minimo sui 200 metri e cercherà di ottenere quello sulla distanza regina nei prossimi appuntamenti. Molto incoraggiante anche la performance di Giorgia Treppete, che con 1,28,42 si è migliorata di oltre 3 secondi negli 800 metri. Nel giro di pista Jennifer Fracastoro, 1,01,80, non ha invece trovato la gara giusta per abbattere qui 6 decimi, che la dividono dal minimo per i campionati italiani. Fari puntati quindi, ha detto il tecnico Pascolini, ai prossimi appuntamenti per queste giovani, utili a rifinire la preparazione prima dell'appuntamento tricolore. Ed erano queste le ultime notizie di stasera. Grazie per la fedele attenzione, arrivederci a lunedì prossimo. Months.